Dopo circa 10 ore di attesa, la motovedetta della Guardia Costiera alle 19:30 è entrata in porto con a bordo 56 migranti, donne e minori, che erano stati soccorsi in mare dalla ONG spagnola Open Arms. Sono per lo più di nazionalità etiope. Dopo essere risultati negativi ai tamponi rapidi, sono stati trasbordati sulla terraferma a Porto Empedocle. I migranti, approdati scalzi, sono stati trasferiti in pullman nella struttura d'accoglienza di Villa Sicania a Siculiana, dove dovranno osservare il periodo di isolamento previsto dalla normativa anti-Covid. Poi sono seguite le operazioni di trasbordo dei 209 migranti rimasti momentaneamente a bordo dell'imbarcazione battente bandiera iberica. Ad occuparsene il personale di Capitaneria e Guardia di Finanza che li hanno portati a bordo della nave quarantena Rhapsody, in rada a Porto Empedocle. E dal largo della città marinara resterà anche la ONG spagnola. Non potrà muoversi perché l'equipaggio deve affrontare, secondo le leggi italiane, i giorni di quarantena. E torniamo sulla terraferma. Un immigrato in mutande in strada va in escandescenza, litiga con dei connazionali. Siamo in Viale Cannatello, al villaggio Mosè ad Agrigento. L'uomo pare sia ospite di un centro d'accoglienza della città dei Templi.